Un nuovo cartello legato al titolo di patrimonio UNESCO del territorio è spuntato qui a San Vendemiano, l'uscita del casello autostradale. Quanto tempo rimarrà esposto e soprattutto quali sono le tappe di questi nuovi cartelli di promozione? Allora, le tappe sono scandite, questo è un cartello che indica, diciamo, l'entrata a sud dalla parte di Conegliano e San Vendemiano e quindi fa capire al turista che ci arriva a trovare tramite autostrada che entra oggi in un mondo che è patrimonio dell'umanità. Fa parte di un progetto di visibilità della zona completo che adesso vede i cartelli su tutti i comuni della Core e della Buffer e che prossimamente vedrà anche le targhe apposte nelle sedi municipali dei comuni Core e Buffer e le targhe date invece ai comuni della Commitment. Lei ha parlato di un progetto di visibilità del territorio, ci può dire brevemente quali saranno le prossime tappe in questo senso? Guarda, quella proprio a breve, brevissimo, è che il 19 maggio esce proprio una guida di Lolly Planet che si intitola Treviso e le colline del Prosecco. È importante perché per la prima volta entriamo nel mondo pocket di Lolly Planet e quindi arriviamo a 4.600.000 turisti, quindi questa zona sarà sempre più visitata. Come regione quali sono le aspettative per questa stagione turistica 2022? La stagione turistica e le aspettative sono molto buone, il territorio è pronto, tutte le realtà e le persone si stanno preparando al meglio con le proprie attività, è un lavoro di sinergia, di territorio, ognuno per la propria competenza e sapremo che le persone che arriveranno da fuori troveranno un territorio accogliente, una buona ospitalità, una buona cucina, dei bellissimi paesaggi e un ambiente che li saprà accogliere e coccolare al massimo. Assessore, che significato assume questa installazione proprio nel vostro comune? Beh, per noi è molto importante, essendo il comune di San Vendemiano l'uscita dall'autostrada, per noi è un'opportunità. Questo striscione fatto in casa da una nostra azienda qui del paese è una grossa opportunità sempre per noi del comune, insomma, e per le nostre attività che possono beneficiarne. Beh, sicuramente il turismo sarà in aumento nei prossimi mesi, anche perché c'è stato un periodo di 2 anni di stasi completa, quindi sarà in aumento. Noi abbiamo delle attività, abbiamo ristoranti, abbiamo alloggi, quindi le nostre attività ne subiranno qualche beneficio sicuramente.